Ci sono mostri che si nascondono sotto il letto, altri camminano accanto a noi, col bavero stirato, la voce gentile e il cuore immerso nel sangue. Io sono Michela Mancini e questa è la storia di Peter Kürten, il vampiro di Düsseldorf. Düsseldorf, anno 1929. La città trema, ma non per il vento. Qualcuno colpisce nella notte, sgozza, strangola, accoltella. Lascia i corpi di bambini e donne in silenzio nella pioggia, senza una goccia di sangue. Molti sono stati dissanguati, alcuni mostrano morsi, altri tagli rituali. I giornali cominciano a scrivere: bestia notturna, uomo del dolore. Ma un nome prende il sopravvento: il vampiro di Düsseldorf. Peter Kürten nasce nel 1883 in una casa marcia di urla, alcol e violenza. Suo padre picchia e sevizia. Un vicino lo violenta e gli insegna a uccidere animali. Il sangue diventa un brivido, la morte un'eccitazione. A 13 anni strangola cani, a 16 è in riformatorio, a 20 anni incendia case. Ma quando torna a Düsseldorf indossa la maschera perfetta, un operaio modello e un marito affidabile. Nessuno sospetta che stia covando la sete. Nel 1913 sgozza la prima bambina. Nel 1929 inizia la strage. Adolescenti, operai e prostitute. Ogni colpo di coltello è un orgasmo. Colpisce, poi torna a toccare i corpi, li scava e li accarezza. Scrive lettere alla polizia, traccia mappe, sfida lo Stato. Non vuole solo uccidere, vuole dirigere il terrore. Nel sangue trova piacere, nel silenzio potere. È un regista dell'orrore. Una ragazza riesce a scappare, si chiama Maria Budzik. Scrive una lettera alla polizia, non fa nomi, ma quella lettera è la chiave. La polizia segue la traccia. È il 24 maggio 1930. Il volto del mostro emerge. Peter confessa tutto con voce calma. Dice: uccidevo per sentirmi vivo, non ho mai provato rimorso. Il 2 luglio 1931 Peter Kürten cammina verso la ghigliottina. Non prega e non chiede perdono. Sussurra solo: mi chiedo, sentirò il mio sangue uscire dal collo? La lama cade. Il cervello viene studiato, ma non trovano nulla. Solo un teschio, che oggi è esposto in un museo dell'orrore negli Stati Uniti. Peter Kürten è morto, ma l'eco che ha lasciato è ancora lì, tra le strade bagnate, nei vicoli dove le madri avevano smesso di dormire. Aveva un volto normale, una vita normale, ma dentro c'era un vuoto che nessuna lama ha mai davvero tagliato via. Il vampiro di Düsseldorf non ha mai dormito e forse non lo farà mai.